Beach 2016, prima tappa Jesolo, Piazza Milano, conduce Elisa Bagordo. Buonasera di nuovo, buonasera Jesolo, ci siamo, ce l'abbiamo fatta, grazie, benvenuti, avete visto le nostre 11 splendide miss in concorso, io direi di salutarle con un altro applauso perché ora sono pronte per iniziare, hanno rotto il ghiaccio diciamo e sono pronte per iniziare la sfida di questa sera che a 4 di loro permetterà di andare direttamente in finale a Venezia il 7 di agosto. Quindi ragazze andate pure a prepararvi e in bocca al lupo, vinca la migliore. Devo dire che iniziare qui da Jesolo ha sempre per me un significato importante perché questa da 6 anni è sempre stata la nostra prima tappa, devo dire una tappa di grande successo che apre proprio le porte all'estate e a tutte le nostre tappe di selezione che porterà poi alla vincitrice ad agosto, al 7 di agosto a Venezia, la più bella delle spiagge venete. Quindi ringrazierei in primis la città di Jesolo con il sindaco e l'assessore al turismo che da 6 anni mi sostengono in questa manifestazione e creano per tutti voi, perché Piazza Milano è sempre straricca di gente, per iniziare diciamo con un 1° luglio, un'estate piena di sole e di tanto divertimento. Volevo ricordare subito 2 cose importantissime. Una, il nostro sito internet www.missvenice.it. Questo perché? Perché le ragazze che non passano durante le selezioni hanno una possibilità in più, cioè quella di essere votate online e solo una, quella più votata, arriverà direttamente alla finale. E poi una seconda cosa, ma ho bisogno di tutti voi. Perché io vivo un po' qui in Italia, ma vivo anche un po' in America e ci sono tutti i miei amici in America che ci stanno guardando. Sapete perché? Perché qui in Piazza Milano, grazie a Sky, c'è una telecamera in diretta, è proprio là sopra, quindi sull'angolo di quel palazzo, e ci stanno guardando da tutto il mondo. Quindi tutti assieme io farei un grandissimo saluto da Piazza Milano Jesolo per tutto il mondo. Ciao! Quindi se volete vederci anche sul vostro iPad o sul vostro tablet andate sul sito del comitato di Piazza Milano, proprio nella home c'è videocam, webcam, quindi cliccate e potete vedere in diretta la nostra serata da tutto il globo, da tutto il mondo. Che dite, ci siamo? Siamo pronti? Siete curiosi di sapere chi vincerà questa sera? Abbiamo bisogno anche di voi, perché sì, è vero abbiamo una giuria ad hoc per questa serata, ma abbiamo bisogno anche del sostegno del pubblico. Quindi iniziamo a presentare la nostra giuria, capitanata niente che po' di meno dal sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia. A seguire l'assessore al turismo Daniela Donadello, il nostro referente per il gazzettino media partner di Miss Venice Beach Davide De Bortoli. Davide, hai una schiera di fans, Proseguiamo con lo sponsor delle borse baggy Nicola Macchiazzo, titolare, e partner per, l'abbiamo vista prima sul palco, la grandiosa roviola del caseificio di Roncade, Fabio Bentioli. Daniela, sei l'unica donna portavoce, fatti valere, mi raccomando. Allora, come avete potuto vedere, Miss Venice è un contest che non premia solo la bellezza delle nostre miss, ma la bellezza anche del nostro territorio, sulle spiagge del Veneto e anche con i prodotti. Oltre a questo, Miss Venice da 3 anni a questa parte ha avviato anche un'altra sfida, una sfida tra fotografi. Questa sera con me ci sono 2 fotografi amatoriali, Daniele Della Vecchia, un applauso, eccolo qui, e Paolo Stramare, che si sfideranno, è una sfida diciamo buona, perché chi farà tra tutte le nostre tappe di selezione lo scatto migliore si aggiudicherà il calendario finale, quindi l'ambito calendario con le miss finaliste al Casino di Venezia il 7 di agosto. Quindi fotografi, in bocca al lupo e clic 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 clic, mi raccomando, vinca lo scatto migliore. Ringraziamo velocemente
anche tutti gli altri partner di questo concorso, quindi il nostro media partner, il Gazzettino, il Comune di Jesolo con il Comitato di Piazza Milano, Baghi, Coraia, i Buoni del Mare, Paradise Beachwear, Lesapi Abbigliamento, Casino di Venezia Meeting and Dining, Gardaland, Abate Zanetti, Mimai, Gigi Abbigliamento, Zoccarato i Parrucchieri, partner per il food, Caseificio di Roncade, Dimensione Carne, marchio qualità verificata con Unicarve, Prosecco Cade il Sole, Birra Leffe Royal e la nostra sicurezza importantissima non solo per noi per le Miss ma anche per tutti voi, gestita da Secur Vigila qui di Capostile. La giuria l'abbiamo presentata. Siete pronti per la prima votazione? Voti giurati dall'1 al 10. La prima votazione è quella del primo impatto di presentazione. Io andrei subito a presentare la numero 1, Teona Aulariti, 16 anni, 1,70 m, di Mestre, del segno del Capricorno. Li hai portati tutti da casa? Ovvio. Bene, o li hai trovati qui in spiaggia? Li ho portati da casa. Li hai portati da casa. Bene, Teona, hai 16 anni, quindi sei ancora piccolina. Cosa fai nella vita? Io per adesso sto ancora studiando. Cosa studi? E sto facendo grafica al liceo Luciana Mestre. Il tuo sogno nel cassetto, da grande? Diventare una modella professionista. Bene, Teona, vuoi descriverti a questa giuria? Allora, sono una ragazza molto semplice, però semplice ma complicata, mi piace. E poi? E sono molto amichevole. Sì. Così? E molto solare, simpatica. Insomma, votatemi perché voglio arrivare in finale. Questo è il dunque. Bene, grazie Teona, ci vediamo più tardi. Proseguiamo con la numero 2, Ilaria Bernardi, anche lei 16 anni, 1,70 m, arriva da Favaro, del segno del Sagittario. Io in verità ho finito la scuola. Hai finito? Sì. Ok, a 16 anni che scuola hai fatto? Grafica pubblicitaria all'Istituto Salesiano San Marco alla Gazzera. Ah, bene, com'è andata? Molto bene. Promossa? Sì. Ah, vedi, belle, brave, intelligenti le nostre miss. Cosa vorresti fare da grande? Beh, io sono ancora abbastanza giovane e me lo riserverai il futuro. Come ti descrivi? Tieni pure il microfono, vedo che ormai sei di casa. Come ti descrivi a questa giuria per farti votare? Beh, io sono una ragazza solare, simpatica, mi piace uscire con gli amici e divertirmi soprattutto uscendo la sera con loro. Bene, una serata tipo con gli amici? In discoteca o in giro per la città. Bene, qua Jesolo è pieno di discoteche, quindi sì. Buona estate Ilaria, ci vediamo più tardi. Grazie! Proseguiamo con la numero 3, Federica Gentina, anche lei 16 anni, 1,70 m, arriva da Mestre, del segno del Capricorno.
Quindi da grande cosa vorresti fare? Vorrei diventare direttrice di alberghi di lusso. Catena di alberghi. Beh, non un alberghetto, pizza e fichi, un albergo di lusso. Bene, vorresti andare in qualche città particolare nel mondo? Parigi. Parigi, benissimo. È romantica, la Federica è romantica. Qual è il tuo hobby? Hai una passione particolare? Ascolto musica, esco con gli amici, mi piace leggere, andare in giro per la città, fare shopping. Bene, come ti descrivi allora a questa giuria, Federica? Devi conquistarli, quindi il voto di primo impatto devi conquistarli per portare a casa i 10 punti. Sono molto seria nei discorsi, sono solare, simpatica, mi piace stare con le persone e quindi relazionarmi con il turismo in questo caso. Tutto. È tutto e ti scopriremo durante questa magnifica serata. Bene, grazie Federica, ci vediamo più tardi. Proseguiamo con la numero 4, Mirjana Jajic, 24 anni, 1,70 m, di Mestre del segno dell'Acquario. Studio stilismo. Ah, che bello, quindi da grande vuoi diventare una stilista o una modella? Una stilista. Bene, qual è il tuo stile, Mirjana? Allora, mi piace tanto i vestiti lunghi, quelli eleganti, e poi mi piace tanto il casual. Quindi un tuo abbigliamento perfetto per una serata di uscita con gli amici qual è? Io mi trovo molto comodo con il sportivo, quindi oppure anche casual andrebbe bene. Bene, ovviamente capi realizzati da te o ancora no? Realizzati da me, esattamente. Bene, brava, complimenti. Qual è il tuo sogno? No, l'abbiamo già detto, sogno nel cassetto. Come ti descrivi a questa giuria? Come che mi descrivo? Allora, sono una ragazza molto solare. Mi piace tanto uscire con gli amici, mi piace cantare, danzare, mi piace fare sport. Beh, insomma, qua l'abbiamo tutte, ballo, canto, danza, recitazione. Scegli, cosa vuoi fare? Vuoi cantare qualcosa? Allora, no, ammetto che sono anche un po' nervosa. No, non è nessun problema. Facciamo un bel applauso a Mirjana, che insomma, non è da tutti essere qui con più di 2000 persone che ci guardano, insomma, i riflettori puntati. Che canzone ti piacerebbe cantare? Allora, io piuttosto vorrei cantare qualche canzone, ma per il momento non mi viene niente in mente. Ok, la teniamo per il dopo serata. Magari per il prossimo. Va bene. Allora Mirjana, ci vediamo più tardi. Grazie mille e buona continuazione. Grazie a voi. Grazie. Proseguiamo con la numero 5, Siria Ceolin, 16 anni, 1,70 m, arriva da Mestre del segno dell'Acquario. Ah, che brava, anch'io ho studiato all'Algeroffia a Venezia. Che lingue fai? Inglese, francese e tedesco. E allora facciamo un saluto in lingua a questo pubblico. Hallo, ich bin Siria. Ich habe 16 Jahre alt. Sei andata diretta nel tedesco perché è pieno di tedeschi qui a Jesolo o perché hai cuccato qualche bel ragazzuolo biondo, alto, uno stangone? Guardandosi un po' in giro ce ne sono un po'. Ah, ecco, ce ne sono. Mi raccomando, guarda che la giuria non si tocca, sono già fidanzati, sposati quelli in giuria. Sindaco, lei come è messo? Sindaco è a posto, niente. Quindi qual è il tuo... Scusate, mi piace divertirmi con le ragazze, bisogna dargli un po' di sorriso.
Siria, qual è il tuo sogno nel cassetto? Da grande cosa vuoi fare? Io penso che vorrei diventare una stilista. Ah, anche tu, che bello, bene. E qual è il tuo stile allora? Più che altro sull'elegante. Sull'elegante, hai già disegnato qualcosa di tuo? Sì, fin da quando ero piccola compravo modellini da disegnare. Ah, che bello, che brava, proprio per me che non so neanche cucire un bottone, dovrei andare a ripetizione da queste ragazze. Come ti descrivi, Siria, a questa giuria? Io sono una persona molto energica, amo stare con le persone, chiacchierare e uscire con i miei amici e stare in compagnia. Mi piace andare alle feste o comunque uscire con i miei amici e parlare sempre. Ciaccoli, 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 ciaccoli. Bene, mi ricorda qualcuno. Ti vedo già a tuo agio qui sul palco, ci vediamo più tardi. Grazie, ciao. Grazie a te, buona continuazione. Proseguiamo con la numero 6, Silvi Pilotto, 26 anni, 1,70 m, arriva da Treviso del Segno del Cambio. Cosa fai nella vita? Io mi sono laureata adesso. Ah, brava! Sto lavorando, sto facendo anche un master. Quindi direi che. Tanto per cambiare, Un po' di tutto, dai. Belle, brave, studiose, intelligenti, le nostre miss, lo dico sempre. Il tuo sogno nel cassetto qual è? Cosa vorresti fare da grande? Da grande, ho 26 anni. Non quindi- ce n'è di strada, ce n'è io, ne ho sempre 25, eppure però. No, allora, mi sono realizzata abbastanza. L'unica cosa che mi mancherebbe sarebbe un viaggio esotico, tipo. Ah, bene. Quindi il tuo sogno nel cassetto è partire per qualche isola caraibica. Rimane diciamo nel cassetto, sì, sì. Ma mai dire mai, insomma, è un sogno. prossimamente. È un sogno realizzabile. Bene Silvi, come ti descrivi a questa giuria? Direi frizzante, è un po' stravagante, nel senso che sono scatenata, c'è poco da fare. Mi sono fatta la patente della moto, gioco a rugby, faccio un po' di tutto. Bene. Però, no, è bello distinguersi dalla massa, dai. Bene, ci piace Silvi che ti distingui. E vuoi cantare, ballare, recitare? Purtroppo non ho una squadra di rugbisti, se no ti avrei fatto fare qualcosa. Mannaggia, purtroppo non ce li ho. Ecco, c'è la mischia, no? Esatto, sì. Il placcaggio, però Il con il placcaggio, tacco lo bene. vedo un po' duro. Col tacco, ma vai di diretta sugli stighi così sul tacco. Bene, tutto. Silvi, grazie della tua Un saluto a simpatia, tutti. ci vediamo più tardi. Buona continuazione. Proseguiamo con la numero 7, Sara Cardin, 18 anni, 1,72 m, arriva da Roncade del Segno del Capricorno. Ben arrivata anche a te Sara. Buonasera a tutti, io sono Sara Cardin, appunto ho 18 anni e vengo da Treviso. Nella Cosa vita- fa brava? Vanno spedite queste ragazze, che dopo le prime abbiamo rotto il ghiaccio. Nella vita io ho frequentato la quarta superiore a un istituto tecnico turistico a Treviso, però con indirizzo marketing e relazioni internazionali. Mentre durante quest'estate ho deciso di fare una nuova esperienza e ho deciso di fare la stagione qui a Jesolo come animatrice in spiaggia per i bambini. Questa ce la Signori. troviamo nelle spiagge, sindaco, ha capito? Se certo. tutti alla sera vengono fuori contenti è perché c'è la Sara d'animali durante il giorno. E certo, vi aspettiamo anche durante le sfilate sulle strade con i pirati, i cartoon. Ah bene, ma ti travesti da cartoon?
No, mi sono travestita da fatina finora, da piratessa, da puffo. Beh, bene, insomma, hai una vasta Sì, gamma sì. di cartoni animati. Sì. Bene. Sara, il tuo sogno nel cassetto qual è? Allora, il mio sogno nel cassetto sarebbe di andare a vivere a New York e avviare una specie di nuova vita lì. Ah, bene, no, Trovare ma che non c'è lavoro, mica la una spiaggia famiglia. che trovi qui a Jesolo, a New York. No, ma a me piacciono le città, sì. Ti piace la città? Sì. Un po' e un po'. Sì, certo. Bene, come ti descrivi a questa giuria? Allora, io sono una persona molto determinata, tenace, il mio difetto più grande è l'impulsività, però sono anche molto imprevedibile, in positivo. Io sono rimasta quasi senza vestito con bomba, però bene, mi piace. Proseguiamo con la numero 8, Alessia Piva, 20 anni, 1,75 m, di Venezia, del segno dell'Ariete. Arrivata anche a te Alessia, e cosa fai nella vita? Allora, io studio e lavoro, faccio l'istituto turistico sportivo con ampliamento, l'istituto tecnico con ampliamento sportivo e Ok. quest'estate ho trovato un lavoro a Venezia, che una bello. bellissima gelateria. Ah, che bello! Oh, mi raccomando, non perdermi la linea nella gelateria, C'è tutto lo sport che faccio a scuola. Ah, ecco bene, perché poi insomma gelati, sì, va bene che sono buoni, però come ti descrivi a questa giuria e qual è il tuo sogno nel cassetto? Allora, sono una ragazza solare, spigliata e comunicativa. Mi piace sorridere, uscire con i miei amici soprattutto e non faccio nulla di speciale, anzi, però la semplicità è il mio punto forte e il mio sogno nel cassetto, che penso sia quello di tutti comunque, farsi una famiglia, bambini. Ah, che bello, brava, è proprio dolce la Alessia, bene, ci piace. Balli, canti, reciti? Niente. Allora saluta con un caloroso abbraccio e bacio a questo pubblico e sì, Alessia, ci vediamo più tardi. Grazie. Proseguiamo con la numero 9, Giorgia Zulian, 19 anni, 1,82 m, arriva da Burano, del segno dello Scorpione. Giorgia, ci voleva a te questo bellissimo vestito con lo strascico. Togliamo i tacchi e questa qua subito. Quanto alto ce l'hai questo tacco? 15, serviva il tacco 15. No, non serviva. Ecco, allora stai un po' più indietro così la prospettiva ci fa sembrare quasi uguali. Cosa vuoi fare da grande? Da grande voglio lavorare in hotel come receptionist. bene. Sto facendo l'ultimo anno, sono con gli orali. E come sta andando questi orari? Bene. Sì, sei già a buon punto? Buon punto. Bene, incrociamo le dita e in bocca al lupo. Il tuo sogno nel cassetto è di lavorare nell'hotel. Hai anche qualche cos'altro nascosto in fondo in fondo? Creare una famiglia. Anche tu, bene, che bello, bene, sono proprio contenta. Come ti descrivi a questa giuria? Molto simpatica, mi piace uscire con gli amici e niente, sono molto spigliata. No, mi piace perché a tutte piace uscire con gli amici. Poi quando escono, no, assessore, sono tutte lì che scrivono su Facebook. Quante ore stai su Facebook? 4 ore. 4, vabbè dai, neanche mai insomma. Canti, balli, reciti, vuoi fare qualcosa? No, non canto, no. Ti scopriremo solo vivendo durante questa serata. Bene Giorgia, in bocca al lupo e ci vediamo più tardi. Proseguiamo con la numero 10, Jessica Valerio, 17 anni, 1,80 m, di Marostica, del segno della Bilancia.
la curva nord, hai portato gli amici da Marostica direttamente? No. Sono tutti fast trovati sul posto, bene, ci fa piacere. Cosa fai nella vita, Jessica? Per ora sto studiando Cosa? a Vicenza e servizio socio-sanitario. Ma quindi da grande cosa vorresti fare? Diventare una maestra alla cyberscuola materna. Ah, che bello. Hai un altro sogno nel cassetto? Per ora no. Per ora, beh, insomma, anche questo è già un bel sogno, un impegno molto molto importante. Come ti descrivi a questa giuria? È una ragazza semplice e solare, sempre sorridente. E un po' timidina, aggiungerei, la nostra Jessica è un po' timidina. Balli, canti, reciti, fai qualcosa, Jessica? Faccio pallavolo. Fai pallavolo? Beh, guarda, qua in spiaggia, su tutti i vari accessi, ci sono delle partite di beach volley, vero assessore? Troviamo anche lei ogni tanto? No. Lei va più forte con i castelli di sabbia. L'assessore lo vedo e lei è perfetta per i castelli di sabbia. Bene Jessica, ci vediamo più tardi e buona continuazione, in bocca al lupo. Proseguiamo con la numero 11, Veronica Gallo, 20 anni, 1,80 m, arriva da Mira del Segno della Vergine. dell'arte. Ah, che bello! Bene, come ti descrivi a questa giuria? Sono una persona solare, mi piacciono molto le persone che mettono buon umore agli altri e quindi penso che bisogna vivere sempre col sorriso. Bene, brava, col sorriso ti salutiamo e ci vediamo più tardi. Grazie Veronica. Noi le avevamo studiate le capriole artistiche, insomma. Dico bene giuria, prossimo anno vengo anch'io, la faccio doppia. Sul palco qua, tolgo le scarpe, il vestito tutto perché è un po' ingombrante così, però la farò doppia. Bene, noi non siamo soli perché mentre le nostre miss si preparano per la seconda uscita di moda, io vi ricordo comunque che qui alla nostra destra c'è Oblivion, che è un simulatore della giostra di Gardaland dove potrete anche approfittare di vari coupon con degli sconti per andare a visitare questo magnifico parco importantissimo per tutta Italia. Chiamerai Miss in carica, Miss Venice Beach 2015, Linda Pani. Tutti la vogliono questa corona, era indicata perfetta questa canzone. Esattamente, però la corona è ancora mia. Per poco. Ancora per poco. Per poco perché non la voglio cedere. Alla fine dell'estate questa corona la devi cedere. Purtroppo sì. E devo dire che con te ha fatto una gran bella vita questa corona, Sì, l'ha vissuta proprio bene. L'ha vissuta proprio bene. Soprattutto sul pavimento. Ecco, va bene, è caduta un paio di volte, ma è ancora giusto un paio, ma ringraziamo Mimai che una corona fatta a mano con più di 1000 cristalli Swarovski è ancora splendente sul tuo capo, ancora per poco. Abbiamo uno scettro nuovo, un'opera d'arte realizzata dalla Scuola del Vetro a Battezanetti. Ogni anno un maestro vetraio ci realizza un'opera particolare, questa è in cristallo e argento ed è stata realizzata dal maestro Giovanni Nicola, che è un erede della scuola del maestro Archimede Seguso, quindi uno scettro di importante valore.
proprio per questo, Linda, perché è di importante valore e tu mi dovrai dare una mano durante questa serata, io direi di mettere lo scettro al sicuro. Meglio così. Che Meglio dici? così. Direi proprio di sì. Bene, allora chiamiamo il nostro Alvise della sicurezza. Secur Vigila, eccolo qui, a tutela delle nostre mise non solo, ma anche, dammi Linda il microfono, ma anche dei nostri preziosi, un oggetto unico nel suo genere. Alvise, mi raccomando, adesso è nelle tue mani. Grazie. Linda, raccontaci un po' com'è andata questa esperienza da Miss. Per te è stato forse il primo concorso, mi dice, devo dire che hai iniziato alla grande perché hai vinto. Sì, è stata una sorpresa perché è stato inaspettato. Però un consiglio che voglio dare a tutte le miss, non solo per vincere, ma soprattutto per divertirsi a pieno, è siate voi stesse, perché questa è la chiave per Miss Venice. Ecco, bene. Quindi allora apriamo tutti i portoni pieni di chiavi, intanto diamo la voce a Giorgia e ci vediamo tra pochissimo con la